Dei 43 migranti sbarcati ieri ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Lo ufficializza un infuriatissimo presidente della regione, Nello Musumeci, che non le manda a dire. Si trovano a Noto, non su una nave errata come aveva chiesto il governo siciliano, ma lo Stato dice che la nave costa troppo e quindi possono alloggiare a Noto, dove già si trovano. Avete capito bene, prosegue Musumeci, a Noto, perla del nostro turismo. Il nostro sistema sanitario ha provveduto a effettuare i tamponi ed ha posto in isolamento i positivi, dividendoli dagli altri. Ma permangono due grandi domande. Perché la quarantena sulla terraferma? Perché nessuno ci informa sulle condizioni reali dei campi in Libia? Sono domande alle quali Roma ha il dovere di rispondere. Verificherò, conclude Musumeci, a questo punto, se non sia il caso di ordinare la zona rossa attorno alla struttura che ospita gli immigrati. Sul fronte agrigentino la situazione a bordo della Moby Zazza appare sotto controllo sanitario, con i 28 casi accertati nei giorni scorsi che continuano il loro periodo di quarantena e cure. E ieri non sono arrivati solo i 43 migranti ad Augusta, ma un gruppetto di tunisini, forse una ventina, sono sbarcati sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento e sono scappati a gambe levate, immettendosi subito sulla strada comunale. I componenti del gruppetto sarebbero riusciti immediatamente a lasciarsi alle spalle la quinta spiaggia. Si tratta, sottolinea Mare Amico, di uno sbarco diverso da tutti gli altri per via del mezzo utilizzato, un motoscafo veloce invece del solito barchino in legno. Per il numero ridotto dei migranti, un viaggio comodo con attrezzatura di salvataggio nuovissima. Appena sono arrivati, si sono cambiati nel boschetto, l'abbigliamento, conclude Mare Amico, era molto curato, poi hanno fatto perdere le loro tracce.